Tutto pronto a Chiavari per il Festival della Parola, imponente tensostruttura in piazza Nostra Signora dell'Orto, in 4 giornate un centinaio di eventi, domani flash mob sulla Costituzione. La sede di ATP resterà nel Levante, rassicurazioni oggi a Genova dall'incontro tra città metropolitana, sindacati, AMT e ATP. Non è in discussione l'autonomia delle 2 aziende di trasporto pubblico locale. Lo Spirito Santo che si riceve con la cresima è un dono immeritato da cui bisogna lasciarsi plasmare, lo ha ricordato il Papa nella catechesi in piazza San Pietro. Domani solennità del Corpus Domini, a Chiavari la processione da Rupinaro raggiungerà il Santuario dell'Olivo, il cammino richiama a quello compiuto da Maria in visita ad Elisabetta. Non barattò mai le ragioni alte del vivere per la sua sicurezza, così l'arcivescovo di Genova ha definito il cardinal Boetto, al quale è stata conferita l'onorificenza alla memoria di Giusto tra le Nazioni. La ciclovia dell'Ardesia è in stato di degrado, eppure i fondi ci sono, 320.000 euro messi a disposizione dal GAL genovese, che non si possono toccare finché non verranno aperti i bandi. A giugno vertice con la Regione. Buonasera a tutti e bentornati a Tigullio. Oggi Chiavari si prepara ad ospitare il Festival della Parola, l'edizione 2018, un evento di richiamo già nella fase preliminare. Infatti in piazza Nostra Signora dell'Orto è stata montata una grande tensostruttura che ospiterà l'Agora della Parola, dunque anche in una zona centrale della città. Da domani sino a domenica sono in programma un centinaio di eventi e diverse iniziative collaterali nel Fuori Festival. L'intervista. Il conto alla rovescia ormai è scattato, domani si parte col Festival della Parola. Esatto, domani mattina alle 9:30 avremo un bel flash mob con 210 ragazzi della scuola Torre che faranno un flash mob dedicato alla Costituzione italiana in occasione ovviamente dell'anniversario dei 70 anni, quindi una cosa molto bella, d'impatto e soprattutto fatto da giovani. I temi guida di questa edizione? Intanto abbiamo 3 personaggi che abbiamo omaggiato, Elena Bono, una poetessa insomma a livello nazionale che a volte è stata anche un po' dimenticata. Giorgio Gaber, chiaramente Giorgio Gaber è un illustre della canzone d'autore italiana, un signore della parola in tutti i sensi, e Michelangelo Antonioni, un grandissimo regista del Novecento italiano che con Chiavari ha un certo legame. Quali saranno le zone della città maggiormente interessate da questi appuntamenti del festival? In primis la tensostruttura, l'Agora della Parola che è alle mie spalle, dove si svolgeranno comunque i principali eventi, l'Auditorium San Francesco, la Società Economica, il Parco Botanico di Villarocca e poi anche il Carugio, il centro di Chiavari, grazie al Fuori Festival che è stato promosso dai commercianti e dalle associazioni locali. Per la città di Chiavari qual è il ritorno di immagine dall'ospitare questo evento? Indubbiamente è un festival di caratura nazionale, quindi questo è per cercare comunque insomma di crescere anche un po' a livello di immagine, ma sempre guardando il nazionale, che credo insomma la città di Chiavari meriti perché è bellissima ed è giusto magari cercare di portarla un po' alla ribalta. C'è una parola d'ordine per l'edizione 2018? C'è un hashtag FIDP 2018, #Chiavari, #Agora. Si è svolta oggi a Genova la riunione tra i rappresentanti sindacali del trasporto pubblico, città metropolitana, comune di Genova e i dirigenti di ATP Esercizio e AMT. Durante l'incontro è stato fatto il punto sul futuro dell'azienda. Il sindaco Marco Bucci ha rassicurato i presenti. Tutta la nostra strategia, ha detto, ha come obiettivo finale quello di mantenere le aziende di trasporti in house. L'integrazione tra le aziende è finalizzata a dare un servizio migliore, ha proseguito. Metteremo in atto tutte le azioni che ci possano portare a raggiungere lo scopo anche con gli investimenti che saranno necessari. Poi sulla questione della sede di ATP Esercizio, Enzo Sivori ha dichiarato: la scelta di restare a Levante è strategica e condivisa da tutti. Anche Claudio Garbarino, il consigliere delegato ai trasporti per la città metropolitana, ha dato ulteriori garanzie rispetto alla questione finanziaria e societaria e ha spiegato che anche dopo la fusione tra AMT e ATP Esercizio le 2 aziende resteranno autonome dal punto di vista operativo e gestionale.
Anche Garbarino è poi intervenuto a riguardo sulla questione della sede dell'azienda. Non ci sarà alcun spostamento dal Levante, ha detto. ATP Esercizio avrà sempre la sua sede e i suoi uffici amministrativi appunto nel Levante. Andiamo a Lavagna. Il Comune ha ben chiaro le problematiche legate agli ascensori della scuola media Dognocchi e della biblioteca comunale. La commissione straordinaria fa sapere oggi di aver attivato gli uffici tecnici competenti per la risoluzione di questi problemi, reperendo le risorse necessarie attraverso la legge del 27 dicembre 2006 numero 296. È una legge che prevede il rimborso integrale degli oneri delle commissioni straordinarie dei comuni sottoposti a commissariamento da parte del Ministero dell'Interno, vincolandole a spese di investimento. Dunque per entrambi gli impianti sono già state predisposte le relazioni e sono stati avviati contatti con le ditte specializzate. Per quanto riguarda l'ascensore della Dognocchi, si tratta di un lavoro di circa 4.050 euro più IVA per la sostituzione del quadro di comando. Il lavoro sarà effettuato a breve. L'ascensore di Palazzo Ravenna invece necessita di lavori più complessi e onerosi, in quanto l'impianto è vetusto. La spesa totale è di 24.000 euro più IVA, i tempi di realizzazione di circa un mese. Da questa mattina è tornato in direzione Ponente-Levante il senso di marcia in corso Genova a Chiavari, nel tratto compreso tra via Fiume e Corso Millo. Il provvedimento era già stato adottato durante i lavori di rifacimento del ponte di via Castagnola. Oggi è scattata la nuova sperimentazione che consente ai veicoli provenienti da via Fiume e dalla parte a ponente della città di accedere direttamente in Corso Millo, decongestionando il traffico in Corso Montevideo e l'intersezione tra viale Tappani e Corso Millo, spesso teatro di incidenti. State vedendo le immagini, come dicevamo si tratta di un cambiamento sperimentale al fine di accertare gli effettivi benefici per il traffico cittadino. Siamo così all'informazione religiosa. L'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro è stata dedicata nuovamente al sacramento della Cresima. Lo Spirito Santo che si riceve con la Cresima, ha spiegato il Papa, è un dono immeritato da cui bisogna lasciarsi plasmare per riflettere Gesù nel mondo di oggi. Francesco ha messo in luce la connessione intima di questo sacramento con tutta l'iniziazione cristiana. La sintesi nel servizio. Il vescovo impone le mani e unge i cresimandi con il crisma sigillo visibile di un dono invisibile, lo Spirito Santo. Lo ha ricordato Papa Francesco nella catechesi all'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro, dedicata ancora al sacramento della confermazione. Ricevendo in fronte il segno della croce con l'olio profumato, il confermato riceve dunque un'impronta spirituale indelebile, il carattere che lo configura più perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di espandere tra gli uomini il buon profumo. I suoi doni sono sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e santo timore. Lo Spirito è infatti autore della molteplicità dei doni e insieme creatore dell'unità. È un dono immeritato lo Spirito, da accogliere con gratitudine, facendo spazio alla sua inesauribile creatività. È un dono da custodire con premura, da assecondare con docilità, lasciandosi plasmare come cera dalla sua infuocata carità, per riflettere così Gesù Cristo nel mondo di oggi. Dopo la catechesi c'è stata una breve esibizione di alcuni atleti sudcoreani della Federazione di Taekwondo. Al termine i ragazzi della Corea del Sud, vestiti di bianco e nero, hanno fatto volare una colomba bianca e srotolato uno striscione significativo, la pace più preziosa del trionfo. Francesco li ha quindi salutati con calore e partecipazione. Ringrazia, ha detto, gli atleti coreani per la loro esibizione. È stata una dimostrazione di volontà di pace, un messaggio di pace per l'umanità. Centinaia di abitazioni danneggiate, coltivazioni distrutte e via di comunicazione in tilt. È la situazione che si sta vivendo nelle ultime ore a Cuba, colpita dalla tormenta tropicale Alberto. Le piogge hanno interessato anche la zona di Santo Domingo, dove c'è la missione interdiocesana ligure di Genova e Chiavari. Il fiume Esagua è esondato, allagando villaggi e case e causando, soprattutto ieri, la chiusura temporanea della carretera centrale. Ci scrive Don Claudio Arata, sacerdote fidei donum della nostra diocesi, con il fatto che a maggio è piovuto molto, il terreno è saturo di acqua e dunque tante zone delle province centrali si sono allagate. In tanti, dice Don Claudio, non si ricordano di una pioggia così abbondante. Allagate anche le case di alcuni catechisti e persone vicine alla missione che oggi per fortuna hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni. La missione non ha avuto danni, spiega ancora Don Arata. Nei prossimi giorni andremo in tutte le comunità, soprattutto quelle di campo. Le strade sono piene di fango, speriamo di raggiungere tutti.
Rimaniamo in tema perché è stato presentato l'Ottobre Missionario 2019, andiamo sul sito della Radio Vaticana, si tratta di un mese straordinario, in particolar modo, lo leggiamo dal sito, sono 4 le dimensioni che dovranno caratterizzare il mese di ottobre 2019, in particolar modo l'incontro personale con Gesù Cristo, vivo nella Chiesa, la testimonianza di santi e martiri della missione, canonizzati e non, la formazione biblica, catechetica, spirituale e teologica alla missione e la carità missionaria come impegno di tutti a sostenere i costi dell'annuncio del Vangelo e della formazione alla fede e alla missione, soprattutto nelle chiese più bisognose. Dunque partirà questo anno di lavoro attraverso queste 4 dimensioni, dunque di qui al 2019, secondo questo cammino voluto da Papa Francesco. Veniamo in diocesi, la solennità del Corpus Domini si celebra il giovedì successivo alla festa della Santissima Trinità, rievocando la liturgia della Messa della Cena del Signore del giovedì santo. Nelle parrocchie comunemente la processione eucaristica si svolge la domenica successiva. A Chiavari e Rapallo invece i fedeli delle parrocchie cittadine si ritroveranno domani sera in preghiera e in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. A Chiavari quest'anno l'organizzazione è affidata alla comunità di Bacezza. Sentiamo. La solennità del Corpus Domini 2018 cade in una data particolare, il 31 maggio, ultimo giorno del mese mariano in cui si fa memoria della visitazione di Maria ed Elisabetta. Una coincidenza che ha mosso la comunità di Bacezza, a cui è affidata quest'anno l'organizzazione del momento di preghiera, a riproporre un antico percorso che collega la città al santuario mariano posto alle pendici del colle. Portare la processione eucaristica fino al santuario di Bacezza, imitando un po' il viaggio di Maria che portava nel grembo già concepito Gesù e incontrando Elisabetta sul monte. Non è un monte enorme, però è un piccolo segno di un'altura dalla quale Maria da secoli guarda e custodisce Chiavari e la sua fede. La celebrazione inizierà nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, dove i fedeli chiavaresi potranno ritrovarsi per partecipare alla Santa Messa presieduta dal vescovo Alberto Tanasini e concelebrata dai parroci della città. L'Eucaristia sarà alle 20:30 a Rupinaro col vescovo, che farà anche l'omelia nella messa e poi chi vuole si partirà intorno alle 21:30 per questo piccolo pellegrinaggio, processione eucaristica, pellegrinaggio. A questo punto il cammino eucaristico si snoderà attraverso Via Descalzi e salita a Bacezza per raggiungere il santuario di Nostra Signora dell'Olivo. Qui sul piazzale si terrà l'adorazione e benedizione eucaristica. La partenza da Rupinaro sarà attorno alle 21:30. Lungo il percorso saranno proposte brevi riflessioni. Non sarà lunghissimo, anche se un po' più faticoso, però abbiamo pensato di non fare tante riflessioni se non piccole frasi di Vangelo che ci accompagneranno, scandite da qualche ritornello cantato e soprattutto silenzio per contemplare quel Vangelo che nell'Eucaristia è un po' il segno. Per chi non potrà partecipare alla processione a piedi, il Comune ha messo a disposizione un pulmino che partirà da Rupinaro al termine della celebrazione. Le comunità parrocchiali di Rapallo si ritroveranno insieme domani sera alle 21 dalla chiesa di Sant'Anna, dove prenderà il via la processione del Corpus Domini. Il percorso subirà quest'anno alcune modifiche in ragione dei lavori in corso sul lungomare. Uscendo dalla parrocchia di Sant'Anna si transiterà lungo via Mameli, piazza Cavour, via Cairoli, Porta delle Saline, lungomare Vittorio Veneto, Vico De André e via Mazzini. Dal chiosco della musica ci sarà la consueta benedizione del mare, la conclusione nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Non ha mai barattato le ragioni alte del vivere per la propria sicurezza, così l'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco ha definito il cardinal Pietro Boetto, al quale ieri è stata conferita l'onorificenza alla memoria di Giusto tra le nazioni. Secondo Bagnasco è un esempio da seguire ancora oggi di rispetto tra le persone. Il servizio. Sicuramente non pensava ad un riconoscimento il cardinal Pietro Boetto mentre aiutava gli ebrei perseguitati nel periodo dell'Olocausto. Gesuita, arcivescovo di Genova dal 1938 al 1946, il cardinal Boetto contribuì a salvare centinaia di ebrei dallo sterminio nazifascista attraverso il suo sostegno alla rete clandestina di aiuti. Il memoriale ufficiale di Israele, lo Yad Vashem, gli ha conferito l'onorificenza di Giusto tra le nazioni per aver agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interessi personali. È il quarto sacerdote di Genova ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento.
Boetto, ha ricordato il cardinal Bagnasco in occasione della cerimonia di ieri a Palazzo Tursi, non ha mai barattato le ragioni alte del vivere come pastore e come uomo, esponendosi e rischiando la propria incolumità e la propria sicurezza. Un insegnamento per tutti noi, ha detto Bagnasco, in un mondo dove sembra mancare una base ideale comune, dove sono forti il rischio di disgregazione e l'incapacità di affrontare le sfide di oggi. È un crimine, ha ricordato l'arcivescovo di Genova, quando per vivere si rinuncia alle ragioni del vivere. Boetto non l'ha fatto, umile di origini ma molto intelligente, invita tutti a proseguire sulla strada del reciproco rispetto, lui che non fu indifferente al dolore umano. Gli anni in cui si verificarono anche a Genova le persecuzioni razziali furono quelli del secondo conflitto mondiale, furono anche gli anni che precedettero la liberazione della città, per la cui salvezza il cardinal Boetto si adoperò tanto da meritare il titolo di Defensor Civitatis. Le due imprese in aiuto agli ebrei e alla città si intrecciarono tra loro e videro il cardinale impegnato non solo nell'ordinaria attività pastorale, ma anche in prima linea nel sostegno ai poveri, agli ebrei perseguitati e nella ricostruzione della pace. Ieri a Genova il ministro consigliere dell'ambasciata di Israele, Rafael Erdreich, ha consegnato a Flavio e Mariella Udisio, discendenti del cardinal Boetto, la medaglia alla memoria dei giusti. E ora torniamo sul nostro territorio. La ciclovia dell'Ardesia, che attraversa diversi comuni della Fontana Buona, è in stato di degrado. Lo testimoniano anche alcune foto scattate da persone che vivono in zone che vedrete nel servizio. Ciascuna amministrazione in realtà ha già deciso quali interventi realizzare sul tratto di competenza e il GAL genovese ha messo a disposizione 320.000 euro, ma è tutto fermo in attesa che vengano attivati appositi bandi. Sentiamo. Ci sono secondo lei le risorse per poter intervenire? Alcune risorse sono già state stanziate, soprattutto ci sono già dei lavori in corso sia nel comune di Carasco che nel comune di Cicania. Poi per quanto riguarda invece il nostro programma, che si chiama il programma del GAL, che fa parte del piano di sviluppo rurale, ha previsto una somma complessiva di 320.000 euro come aiuto ai singoli comuni perché ognuno migliori il suo tratto. Quanti soldi per ogni comune quindi? Ogni comune sta preparando un progetto del valore di circa 35.000 euro. Questi soldi si possono utilizzare oppure ancora no? Come funziona? Questi soldi sono stanziati da molto tempo, cioè dal momento in cui è stato approvato il nostro programma che si chiama Strategia di Sviluppo Locale. Purtroppo la Regione Liguria non gestisce direttamente lei il piano di sviluppo rurale, ma tramite un'agenzia di Roma che si chiama Agea. E sono ormai anni, perché il programma è 2014-2020, ora siamo a metà del 2018, per problematiche di piattaforme tecnologiche funzionano al momento solo parzialmente, per cui finora non ci hanno ancora dato il via ad aprire i bandi a cui i comuni possono rispondere e presentare i relativi progetti. Quindi questi 320.000 euro a disposizione possono essere destinati solamente con un'eventuale apertura dei bandi. Alla Regione avete chiesto un incontro, come sta andando? Abbiamo fatto un incontro con l'assessore Stefano Mai e gli abbiamo rappresentato queste enormi difficoltà che stiamo vivendo e soprattutto le aspettative del territorio che comincia a essere sfiduciato. Cronaca a Lavagna, una 43enne è stata sorpresa da un equipaggio dei carabinieri di Sesti Levante mentre conduceva la propria auto con un tasso alcolemico pari a 1,03 grammi per litro. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, la patente le è stata ritirata. Nel 2017 la raccolta differenziata a Sesti Levante ha raggiunto il 76,67%, un piccolo passo avanti rispetto all'anno prima quando il Comune aveva raggiunto il 75,76%. Confermato il sistema di controllo e di sanzione dei comportamenti irregolari, a spiegarlo questa mattina l'amministrazione in conferenza stampa, in questi primi mesi del 2018 sono state elevate 58 multe sia per utenze domestiche sia non domestiche. Inoltre il mercato del riuso e il centro di raccolta urbano continuano a registrare una buona frequenza.
frequentazione. Restiamo a Sesti Levante, la città si prepara ad accogliere gli appuntamenti del premio e del Festival Andersen. La città si conferma a misura di bambino, ma va incontro anche ai gusti degli adulti, con spazi di riflessione e momenti dedicati all'arte e allo spettacolo. Il testimonial del premio quest'anno sarà Dario Brunori. Infine, la sezione Realtà del Mondo sarà dedicata a Medici Senza Frontiere. Sentiamo. 51 edizioni del premio letterario Hans Christian Andersen e 21 del festival. La culla narrativa di Sesti Levante è pronta ad accogliere la kermesse di giugno, corredata da oltre 100 appuntamenti. Previsti grandi ospiti, Dario Brunori, Michael Nyman e collaborazioni con il Festival della Scienza, il Teatro della Tosse, l'Orchestra del Teatro Carlo Felice e Visit Denmark. Musica, arte e spettacoli per divertire grandi e piccini, ma anche come strumento di riflessione. La sezione Realtà dal Mondo, infatti, è dedicata quest'anno al dramma siriano e prevede un presidio di Medici Senza Frontiere. I volontari saranno presenti sulla piazza del Comune a Sesti Levante il 9 e il 10 giugno dalle 14:30 alle 18. I bambini potranno entrare nel vivo delle operazioni umanitarie con visori in 3D che li proietteranno a 360 gradi nei progetti attivati in 80 paesi del mondo. Un modo per riflettere su parole come guerra, fuga e povertà. I bambini oggi si fanno toccare da questi temi così grandi rispetto a loro. I bambini si fanno toccare più degli adulti. Non sembra impensabile, però i bambini si fanno toccare molto, soprattutto qui all'Andersen. Noi siamo presenti all'Andersen ormai da svariati anni e i bambini sono veramente la base, i bambini si fanno toccare veramente tanto. Momento clou del Festival per Medici Senza Frontiere sarà la presenza di Diego Manzoni, che porterà la sua testimonianza di anestesista in Siria domenica 10 giugno alle 18:30 in Baia del Silenzio. Medici Senza Frontiere vuole portare la testimonianza dei suoi operatori umanitari, come appunto Diego, alle persone per appunto raccontare quello che hanno visto e quello che viene fatto dai nostri medici. Diego Manzoni è uno dei rappresentanti della campagna Umani, potete trovare le sue parole appunto sul nostro sito e trovare la sua videotestimonianza. Se avete voglia potete venire qui all'Andersen per appunto scoprire meglio e incontrarlo di persona, eventualmente parlare con lui e discutere delle sue emozioni e appunto di quello che ha provato quando era in missione. Dopo 14 anni il faro di Portofino ha nuovamente il suo guardiano. Si chiama Paolo Bassignani, ha 58 anni e arriva da Villafranca in Lunigiana, comune in provincia di Massa Carrara. La sua permanenza all'interno di uno dei luoghi simbolo del borgo è stata sancita attraverso un accordo siglato dal sindaco Matteo Viacava e dal comandante del porto Massimiliano Bei. Il presidio sulla scogliera più amata e romantica di Portofino non aveva un custode fisso dall'estate del 2004. Un giorno speciale e importante, ha infatti commentato il sindaco Viacava. La figura del guardiano è molto amata dai portofinesi, soprattutto dai bambini. Celebre inoltre la foto degli anni 50 in cui Don Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, veniva immortalato insieme ai propri ragazzi al faro di Portofino. La state vedendo in questo momento. Ora gli appuntamenti, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 31 maggio. Al via la quinta edizione del Festival della Parola di Chiavari. Alle 9:30 si terrà l'inaugurazione in piazza Nostra Signora dell'Orto con un flash mob a cura dell'Istituto Comprensivo della Torre. Alle 10:30 nell'ambito del Festival della Parola alla Società Economica si terrà l'incontro a cura della professoressa Giulia Marseglia, la propaganda dell'esercito italiano durante la Grande Guerra. Proseguono gli incontri a Villa Quairolo organizzati dall'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 Giorgio Necordi presenterà Del Termin e altre meravigliose invenzioni. Come ogni giovedì l'Associazione Regionale Club degli Alcolisti organizza un incontro dedicato alle famiglie con problemi di alcolismo alle 20 al Centro Benedetto Acquarone. Questa mattina nel polo scolastico Davide Spinetto di Mezzanego si è svolta la giornata conclusiva del progetto Il Gioco di Cipria. Si tratta di un gioco interattivo ideato e realizzato dai ragazzi che prestano servizio civile nel comune della Valle Sturla, con la supervisione dell'ufficio tecnico e della polizia locale. I bambini della scuola primaria sono stati istruiti sui comportamenti da tenere in caso di allerta meteo ed eventi alluvionali. Una sorta di gioco dell'oca, dove per ogni casella è stato realizzato un disegno. Un percorso articolato su 63 caselle, di cui alcune neutre, altre con la dicitura allerta gialla, arancione e rossa e altre con la penalità.
Dal 2 al 6 giugno si terrà la mostra di manufatti realizzati dalle socie del Circolo Associazione Amici del Parco Rocca. I prodotti in esposizione sono stati confezionati al termine dei corsi promossi dall'associazione per mantenere viva una tradizione che si sta perdendo: maglieria a mano, sartoria, pizzo al tombolo e acquerello. L'esposizione sarà allestita nella sede del Circolo, che si trova a Chiavari, di fianco all'ingresso del parco di Villa Rocca. La struttura sportiva di Bassi a Gattorna ha ospitato questa mattina la festa dello sport e dell'amicizia organizzata per i bambini dell'ultima classe della scuola dell'infanzia. Hanno partecipato un'ottantina di piccoli delle 3 scuole statali dell'Istituto Comprensivo di Cicagna e delle 2 scuole paritarie di Gattorna e Ferrada. L'iniziativa è nata 4 anni fa dal CIVE di Gattorna. I bimbi sono stati coinvolti in giochi musicali, attività ludiche, canti animati dai ragazzi delle scuole medie. State vedendo le foto. Al termine è stato rappresentato un balletto finale per tutti i genitori presenti. C'è un'ultima notizia di cronaca che arriva dalla redazione, perché nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di Santo Stefano d'Aveto, in seguito alla caduta da una scaletta, si è ferito al costato ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Vi lascio alla puntata di Missione Mondo con l'informazione locale. Ci ritroviamo domattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace. Grazie per averci seguito, arrivederci.